Mercoledì 4 ottobre, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi incontreremo il chirurgo che ha realizzato lo straordinario intervento che ha permesso a una ragazza di 16 anni di Catania di parlare, aprire la bocca, mangiare, sorridere, finalmente. Poi parleremo dei guai creati dalla dipendenza dai social, soprattutto per i più giovani, il successo del Bellini Context e vi presenteremo i corsi gratuiti per i percettori del reddito di cittadinanza. Intanto però le ultime da Lampedusa: durante la notte sono sbarcati poco più di 250 migranti, poi i carabinieri con le loro motovedette hanno intercettato altri 98 migranti. I 4 gruppi complessivamente sono stati portati come sempre all'hotspot di Contrada Imbriacola e in mattinata 180 di loro saranno trasferiti altrove. Intanto a Palermo, mentre la città affoga tra i rifiuti, sono stati scoperti 101 furbetti del cartellino dell'azienda raccolta rifiuti che dopo aver timbrato andavano al bar a fare la spesa invece di lavorare. C'è chi strisciava il beige e poi andava comodamente al bar, al supermercato o a passeggiare, ma c'era anche il collega altruista che tirava fuori dalla tasca le tessere dei colleghi e le scorreva di nascosto. E poi c'era anche chi si assentava, pur essendo sempre presente, e poi andava a fare la spesa. Una telecamera piazzata dai carabinieri davanti al rilevatore delle presenze dell'autoparco ha svelato un esercito di furbetti del cartellino alla RAP, l'azienda di igiene ambientale di Palermo. Eccoli in questo video coloro che dovevano lavorare e ripulire la città costantemente affogata tra i rifiuti mentre trimbavano il cartellino e poi andavano via senza ovviamente lavorare. La procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, ha indagato per assenteismo 101 dipendenti della RAP. A 18 di loro i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno notificato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine è partita dalla denuncia di una funzionaria dell'azienda che lamentava furti di carburante dai mezzi della società. Gli indagati sono stati pedinati e controllati per giorni. Gli episodi di assenteismo accertati sono stati 1385. Gli inquirenti hanno stimato per la società un danno economico di quasi 40.000 euro per un ammontare di 2.800 ore di assenza. E in tutto questo le cartoline che arrivano da Palermo sono sempre le stesse: rifiuti su rifiuti, una città invasa da sporcizia e immondizia. Intanto la RAP si costituirà parte civile contro i dipendenti accusati di assenteismo. Il presidente dell'azienda, Giuseppe Todaro, parlando dell'inchiesta della procura sull'assenteismo nell'azienda partecipata del comune, dice: è una vecchia indagine, ovviamente attendiamo l'esito e dove risultassero gravi inadempienze ci costituiremo parte civile. Se ci saranno le condizioni, ha aggiunto Todaro, siamo pronti anche a licenziare. Sanità malata in Sicilia, c'è un SOS sui conti nella nostra regione, c'è un buco di 247 milioni, vediamo i particolari. La sanità siciliana ha i conti in rosso, una voragine di 247 milioni che la pone seconda dietro le province autonome di Trento e Bolzano, che però rispondono ad altri criteri. Lo dicono i dati della Corte dei Conti relativi al 2022, che fotografa una sanità in sofferenza con 15 regioni indebitate. 7, fra cui troviamo di nuovo la Sicilia, non raggiungono la sufficienza rispetto all'erogazione dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, ovvero le cure e le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce ai cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket. Situazione che i cittadini conoscono bene, costretti ad attese anche di mesi per prenotare esami o visite, finendo spesso per optare per professionisti privati a spese proprie. Un quadro complesso a fronte del quale le stesse regioni chiedono maggiori finanziamenti da parte del Fondo Sanitario Nazionale nella prossima manovra di bilancio. Ma il futuro è ancora più fosco. Secondo una nota della Fondazione Gimbe, la sanità pubblica italiana va verso il baratro a causa del crollo del rapporto tra spesa sanitaria e PIL, che va scendendo dall'attuale 6,7% al 6,1% nel 2026. In altre parole, non si prevede di investire nel personale sanitario per il prossimo triennio, confermando che il rilancio del sistema sanitario nazionale, dice il Gimbe, non rappresenta una priorità politica. La lezione del Covid sembra ormai archiviata e dimenticata.
Adesso immagini catanesi, quelle che vedrete fra un attimo, si riferiscono proprio al centro della città. Eccole qua, siamo tra via al Carmine e Piazza Asciuti. Ce le ha inviate un nostro telespettatore che scrive testualmente: è uno stato di totale abbandono. Insomma, in effetti non è che ci bisogno di molti commenti. Nonostante ci siano stati dei blitz dei vigili urbani, dice l'ascoltatore, la situazione non è assolutamente cambiata. Un intervento spot non dà risposte positive. Via al Carmine, Piazza Asciuti a Catania, in questa situazione. Grazie al nostro ascoltatore per averci documentato questa realtà. Angelo, adesso alla rassegna stampa siciliana. Allora, vediamo stamattina i quotidiani della nostra regione. Forse c'è un piccolo problema al momento, vediamo un po' se riusciamo a ripristinare di nuovo il tutto per poter osservare chiaramente quanto sto dicendo. Ecco, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti in tempo a rimettere tutto a posto. Allora, questa è la prima pagina della Sicilia parlavamo di sanità malata, eccolo qui il titolo: la Sicilia è grave, quindi se la sanità è malata la Sicilia è messa male. Meloni promette in manovra priorità al Servizio Sanitario Nazionale, ma non si guardi solo ai fondi. L'isola batte cassa con un buco di 247 milioni. Questo è quello che scrive la Sicilia, abbiamo sentito anche prima nel servizio, andate in onda ieri nei nostri telegiornali. Poi per quanto riguarda invece la cronaca proprio più stretta, l'autobus della morte, devastante questo incidente che è avvenuto ieri, il tragico volo da un viadotto tra Mestre e Marghera. Pullman di turisti precipita da 10 metri e si incendia, pesantissimo il bilancio, 21 morti, 18 feriti, 4 dispersi, questo il bilancio del terribile schianto. Poi ancora per quanto riguarda le notizie di cronaca, indagati 101 furbetti a fare la spesa o a spasso invece che al lavoro, questa la notizia che arriva da Palermo. Lo stupro sempre di Palermo, perché ieri ha parlato, c'è stato questa sorta di confronto, diciamo così, perché la vittima si trovava in una stanza mentre i carnefici erano chiusi tutti assieme in un'altra stanza del tribunale a Palermo. La ragazza violentata conferma tutte le accuse, non c'era alcun consenso. E poi sulla vicenda migranti, perché ci sono sempre delle novità, la Meloni, il Presidente del Consiglio, abbassa i toni, critiche ad una sentenza e non guerra ai magistrati. Queste sono le sue parole. Adesso andiamo a leggere nelle pagine interne. Cominciamo proprio dal racconto della ragazza di Palermo. La ragazza violentata conferma nessun rapporto consensuale, incidente probatorio con la 19enne che è stata sentita in un ambiente protetto. Quindi questo è quello che è emerso proprio dall'udienza di ieri. Si torna sulla cronaca con l'omicidio di Furcisicolo, ex agente ucciso secondo i carabinieri, assassino mosso da rancori personali. E poi ancora sempre per vicende regionali, Schifani ha incontrato l'assessore Pagana e i dirigenti. La vicenda qual è? Quella della prevenzione e il contrasto degli incendi, e la regione pensa a nuovi mezzi e anche a degli elicotteri per rafforzare quelle che sono le azioni di prevenzione e di contrasto degli incendi. È stata per l'appunto al centro di questo incontro dal governatore Schifani e l'assessore al territorio e all'ambiente Pagana. Ci saranno chiaramente altre novità e cercheremo di stare comunque dietro a queste notizie. Poi torniamo anche ai depistaggi, alle ombre nere su Palermo, le stragi del 92, il mese caldo dei processi per ricostruire la verità su via D'Amelio. Dopo le cantate di Avola, vedete cantate è scritto fra virgolette, e il dibattimento O-bis a carico dei poliziotti della Mobile. Questa è diciamo la situazione su famosi depistaggi presunti o reali. Insomma. Vedremo poi cosa decideranno i giudici. Indagine della procura, l'abbiamo sentita prima, sull'azienda rifiuti, perché i furbetti strisciavano il beige. Per gli altri 101 sono sotto inchiesta a Palermo, e la città, come abbiamo visto nelle immagini del servizio,
non era per niente pulita. Attenzione perché ancora brutte notizie per i consumatori, stavolta tocca il gas. Prima abbiamo parlato dell'energia elettrica, Aiuto. la bolletta aumenta del 4,8%. Eccola là. L'ARERA ci dà sempre delle belle notizie. A settembre pesa esclusivamente il prezzo del metano, oneri azzerati fino a dicembre. Per i consumatori la spesa aumenterà di 180 euro l'anno, cartello tricolore Urso è in rodaggio, quindi il sistema per calmierare i prezzi sta lentamente, pare, entrando a regime. Per il carovita la Regione mette a disposizione 120 milioni a famiglie e comuni. Queste sono le notizie che arrivano per dare una mano, un po' di ossigeno alle casse delle famiglie e anche a quelle dei comuni. Attenzione, adesso siamo sulla pagina di Catania, proprio della Sicilia, perché ci sono delle novità sulla raccolta. Prima abbiamo fatto vedere delle immagini che arrivavano dal centro della città, raccolta potenziata, lotta ai rifiuti, più operatori e spazzamenti, Trentino e Tomarco, i cittadini collaborino. L'800 è stata adottata la variante al capitolato d'appalto nell'area più estesa della città. Ci sarà anche un nuovo sistema della raccolta in alcune zone. Ci potrebbero essere addirittura 2 turnazioni per la raccolta dei rifiuti per strada. Adesso magari la approfondiremo questa vicenda. Adesso siamo a Palermo con l'edizione di Repubblica, proprio Palermo, la carica dei 101 assenteisti, bufera giudiziaria sulla RAP, decine di indagati tra i dipendenti della municipalizzata, al bar, a dormire oppure al mercato in orario di lavoro. Intanto la città è sommersa dai rifiuti, il presidente nostra la denuncia. Abbiamo sentito, partito tutto da una denuncia per un'altra vicenda che poi ha portato a scoprire questi assenteisti. Chi c'era e chi no a Lampedusa, il racconto insomma di quello che è successo nella giornata di ieri per i 10 anni del terribile naufragio del 2013. Poi l'abbiamo già letto, Schifani vara il piano antincendi, ma è già autunno, quindi forse per l'anno prossimo potrebbe essere disponibile. E poi c'è un'inchiesta sempre di Repubblica, sindaco e deputato antimafia pretende la processione sotto la casa del boss di Cerda. Altra brutta storia, altra brutta vicenda che viene ripresa fra le altre cose anche nelle pagine interne di Repubblica Palermo. Questa è la situazione, ma intanto vedete le foto anche da Palermo, arrivano foto poco edificanti, assomigliano a quelle di poco che fa. abbiamo visto prima. In pochi timbravano, in molti erano praticamente invece assenti, quindi timbravano per gli assenti, così c'era chi poteva andare al mercato, chi alla sala giochi e chi a servire ai tavoli anche in trattoria, perché evidentemente davano una mano probabilmente a delle attività di carattere familiare. Sui roghi abbiamo detto la Sicilia vara il piano antincendio, ma ormai è autunno e speriamo sia possibile averlo, insomma, disponibile e utile per per la prossima stagione. Voleva la processione sotto la casa del boss, adesso è indagato il sindaco, membro dell'antimafia. Ah, ecco, membro dell'antimafia. Salvatore Geraci avrebbe minacciato il capo dei vigili che si era rifiutato di cambiare percorso alla Via Crucis della Pasqua del 2022. Questa è la notizia che leggiamo su Repubblica. Adesso la prima pagina del Giornale di Sicilia. Palermo, la discarica dei 101, questo è il titolo scelto dal Giornale di Sicilia. Avrebbero dovuto tenere pulita la città e invece un operaio su 10 dormiva in auto, era al bar a fare la spesa oppure a lavorare in trattoria. L'ultimo scandalo scuote la disastrata RAP. Poi anche qui fotonotizia, bus vola dal cavalcavie, si incendia, oltre 20 i morti, la vittima dello stupro conferma tutte le accuse. Dopo abbiamo letto l'incidente probatorio di ieri. Chiudiamo con la Gazzetta del Sud, che ha come sempre il titolo dedicato alla città, la rivolta al comune di Messina.
Contestati i compensi super dei vertici e l'aumento dei gettoni di presenza, lungo elenco di rivendicazioni dei dipendenti di Palazzo Zancca durante l'assemblea della funzione pubblica della CGIL. Questa è la situazione a Messina. A Furci il delitto per motivi passionali, scrive stamattina. L'omicida reo confesso, prima di essere trasferito in carcere, ha spiegato al magistrato perché ha ucciso l'amico Giuseppe Catania. Nucifora avrebbe appreso domenica una vicenda vecchia di 7 anni e quindi da lì è scattato il suo, diciamo, moto di ira. E poi anche qui la notizia del giorno, di cronaca: Mestre e l'autobus giù dal cavalcavia, sono 21 morti. Mi fermo per adesso qui. D'accordo, allora facciamo una breve pausa, poi torneremo con i quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza Ed Angelo Gagliano. Proseguiamo con la rassegna stampa nazionale. Allora, andiamo a vedere i quotidiani nazionali che stamattina chiaramente hanno tutti l'apertura in qualche modo obbligata per quanto accaduto. Il bus precipita una strage, lo leggiamo sul Corriere della Sera, il mezzo cade dalla cavalcavia, prende fuoco, più di 20 i morti, il sindaco parla di apocalisse e poi i racconti: una donna gridava di salvare sua figlia, il momento del dolore, poi chiariremo le cause. Ma appunto perché non si capisce perché è successo, come è potuto succedere. Si ipotizza anche un malore, eccolo qui il video, l'ultima manovra, l'autista e l'ipotesi del malore. Questo è quello che scrive il Corriere. Meloni, il fronte della sanità, non parliamo solo di fondi. E poi ancora Biden chiama i leader NATO, noi con Kiev, quindi la conferma che insomma, anche gli Stati Uniti comunque, nonostante i problemi di rischio default, siano ancora sempre accanto a Kiev. Allora, le pagine interne, fiamme e terrore, siamo sempre sul Corriere. Alle porte di Venezia anche i bambini tra le vittime dell'autobus, un volo di 15 metri dal cavalcavia verso l'autostrada, il bilancio 21 morti, il sindaco una apocalisse. Queste sono le sue parole. Lo stesso tema, lo stesso argomento, visto che ci siamo, lo ritroviamo intanto sulle pagine interne anche di Repubblica. La strage dei turisti sulla via del ritorno dalla gita a Venezia. L'autista è l'unico italiano fra le vittime, gli altri erano ospiti di un camping sulla terraferma. La navetta che le aveva condotte a esplorare la laguna. Tra i feriti ci sono anche 3 bambini. Tema che ritroviamo comunque stamattina ovunque, anche sulla Stampa. Schianto infernale, autobus di turisti precipita tra Mestre e Marghera, almeno 21 morti, 18 feriti, tra le vittime sono 2 bambini, si cerca ancora tra i rottami. Il sindaco, scena apocalittica, polemica sulla tenuta del guardrail. Questo è il tema. Il pullman dei turisti precipita e va a fuoco, siamo sul Messaggero, a Mestre 21 morti, questa è la notizia, diciamo, riportata dal Messaggero. Adesso torniamo alle prime pagine con Repubblica. Abbiamo visto del pullman della morte, così titola, ma le altre notizie: baratro sanità, il rapporto di Gimbe denuncia i tagli, c'è bufera su Meloni. Questa è la situazione sanità. Poi quanto accade al Congresso degli Stati Uniti a Washington, i trampiani cacciano lo speaker McCarthy. Pur essendo repubblicano. Pur essendo repubblicano, insomma, in qualche modo evidentemente... non è filo Trump. Esatto, no? Esatto. E poi c'è una buona notizia, una bella notizia, diciamo la evidenziamo perché il nostro... Sinner ha vinto ieri, oggi giocherà in finale a Pechino, ha battuto l'astro nascente Alcaraz, ma adesso è quarto, diciamo, nella classifica ATP, come è successo ad Adriano Panatta, ma stiamo parlando praticamente degli anni 70. Complimenti. Torniamo alle prime pagine, stavolta sulla Stampa. Anche qui chiaramente c'è la foto notizia di apertura con Apocalisse Mestre, ma il tema della sanità stamattina, noi ne abbiamo parlato per quanto riguarda la Sicilia con i gravi problemi con il buco, la voragine, ma si parla di povera sanità, i soldi sono finiti, i migranti a Firenze, c'è una nuova sentenza contro il decreto Cutro, la Tunisia non è sicura, stop espulsioni. Questa è un'altra sentenza che arriva
da Firenze. E sul tema proprio della sentenza di Catania possiamo vedere come effettivamente adesso il governo stia pensando di impugnare questa sentenza, perché il ministro Nordio in qualche modo diciamo, ha già trovato qualche vulnus, ma però vedi, Repubblica sulla sentenza di Catania proprio dice: CSM è spaccato sulla giudice, il governo impugnerà le scarcerazioni. Nordio, fondate ragioni per presentare ricorso in Cassazione, e le toghe di destra non firmano il sostegno ad Apostolico dopo l'attacco della Premier. Quindi, sì, diciamo, quelli di magistratura indipendente. Sì. Diciamo che non c'è assolutamente unità. Anche qui Fratelli d'Italia frena sui magistrati, nel CSM c'è la spaccatura sulla giudice di Catania. Meloni smorza, nessun conflitto, ma Nordio impugneremo la sentenza. Il Consiglio è diviso sul caso Apostolico, si sfilano in 7, non facciamo politica. Questo è il loro giudizio. Quindi diciamo che stamattina sui giornali ci sono diversi temi, diversi argomenti. Poi soltanto Repubblica, e lo andiamo a vedere immediatamente, parla di Ustica ancora una volta, perché Amato, ascoltato dal Copasir su Ustica, verità negli archivi. L'ex premier conferma quanto raccontato nell'intervista proprio a Repubblica, un faro sui documenti desecretati in cerca di particolari finora, diciamo, non valutati. Cioè non è che ci siano documenti non controllati, lui dice soltanto se bisogna rileggerli bene. E vediamo come sarà questa lettura. Ne abbiamo parlato prima e ne riparliamo adesso, perché la bolletta del gas sale, scrivono del 5%, 4,8%, ma siamo lì, ma i prezzi tornano ai livelli pre-guerra. Secondo aumento consecutivo, ma la prospettiva di un inverno mite frenano le quotazioni in Europa. Speriamo sia così, speriamo in qualche modo di poter fare dei risparmi. Adesso andiamo a vedere anche un po' di altre prime pagine di questa mattina, lo facciamo subito con il Giornale, eccolo qui. In alto, Apocalisse Mestre, un autobus precipita la cavalcavia, almeno 20 morti carbonizzati, e poi vedete il gioco sporco della sinistra, taroccano anche Mattarella, e vediamo di capire. I giornali di Agnelli gli attribuiscono per l'ennesima volta attacchi al governo Meloni, il presidente smentisce le interpretazioni e si infuria. Questo è, scrive il Giornale. Sui migranti Nordio impugna la sentenza che svuota i CPR. Quindi questo lo dà per certo, impugna, sì. Gli altri ci prepara di impugnazione. E quindi ci siamo già pronti per il ricorso. Sul Libero il pullman precipita, strage a Mestre e poi lo scontro alla CSM. Salvini va, puntini, e la giudice applaude. Questo è il titolo scelto da Libero, e vediamo nuove rivelazioni sulla toga che libera i migranti a Catania, like sui social agli insulti e vignetta su Matteo Testa di puntini. Insomma, quindi una ricerca sui suoi social. Evidentemente in questo momento Libero ha trovato questo aspetto. Arriva Meloni, assalto dei centri sociali, botte a Torino tra polizia e manifestanti democratici. Questa è la notizia che scrive Libero. Sinner è il più forte e anche il più odiato. Da ieri quarto al mondo, ma i quotidiani sportivi non lo trattano troppo bene Sinner. Però, visto che stanno tirando in ballo i quotidiani sportivi, ci arriviamo e facciamo vedere che cosa succede sui quotidiani sportivi. Perché? In realtà sì, c'è la Champions, stamattina è in primo piano perché l'Inter ha vinto ieri la sua partita col Benfica, musica Inter, vedi quanto è successo, però il Napoli KO testa alta, ha perso ieri 3-2 in casa con il Liverpool, e poi si parla delle partite di oggi, ma vedi, Sinner fantastico, la Gazzetta stamattina è presente, il numero 4, per dire che è quarto al mondo, e quindi voglio dire, stamattina siamo riusciti a mettere un po' tutti d'accordo. E poi nelle pagine interne anche del Corriere, Sinner batte il fenomeno Alcaraz ed eguaglia Panatta nel ranking del tennis, un quarto posto certamente da evidenziare, da sottolineare. Andiamo a vedere ancora altre
prime pagine stamattina da leggere insieme. Avvenire, eccolo qui, lo leggiamo subito. Contro le gang di Haiti arriva l'ONU, perché evidentemente ci sono un po' di tensioni. Sull'isola 1100 soldati keniani, mentre Erevan si vendica di Mosche e aderisce alla Corte Penale Internazionale. Attenzione, perché questo è un fatto molto importante. L'accusa a Mosca è che non ha fatto nulla per impedire di essere, diciamo, aggredita. Poi precipita e si incendia e strage sull'autobus. Sul naufragio a Cutro, troppe promesse non mantenute, niente ricongiungimenti, ancora mette l'accento Avvenire sui mancati ricongiungimenti. Adesso il manifesto, foto notizia. Guardia medica è la fotonotizia, cerchiamo adesso di interpretare. Scontri dove? A Torino? A Torino. Non sei la benvenuta, così gli studenti accolgono Meloni a Torino, la polizia li carica 3 volte, 5 feriti, vietato contestare la Premier, venuta a difendere davanti alle regioni i tagli alla sanità, ma in difficoltà perché mette la firma sulla bancarotta proprio della salute, così scrive stamattina il manifesto. A Lampedusa il dolore che unisce, il riferimento è alle celebrazioni di ieri che evidentemente hanno ricordato il tragico naufragio. Chiudiamo, c'è l'ultimo quotidiano, nessuno scontro con i giudici, giustizia è impazzita, Meloni smorza le polemiche con il Tribunale di Catania, dico quello che penso. Salvini apprezza i magistrati che parlano con le sentenze e non con le interviste, Mattarella bacchetta i giornali che travisano le sue parole. A Torino, cortei anti-premier. Ci fermiamo qui. Sì, sì. Ci fermiamo qui, adesso vediamo che tempo fa, poi ci sarà un promo importante e poi il primo ospite, un ospite dell'eccellenza catanese. State con noi. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente al centro-sud, sulle regioni settentrionali invece transiterà una rapida perturbazione, ma senza grandi conseguenze. Nel dettaglio ora la Sicilia, ampi spazi soleggiati, al più solo qualche velatura in transito senza precipitazioni, la ventilazione debole a regime di brezza lungo le zone costiere con mari calmi o poco mossi. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni. L'autunno infatti si farà ancora attendere valori estivi con punte massime che potranno anche raggiungere i 29-30 gradi. Nella giornata di giovedì situazione pressoché analoga con ampi spazi soleggiati, sempre qualche velatura in transito senza conseguenze, la ventilazione ancora debole o regime di brezza lungo le zone costiere con mari calmi o poco mossi. Temperature senza variazioni con valori massimi che saranno infatti ancora compresi tra i 27 e i 30 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo. Dovariš da se stradi in Vitania, da se busti stile strada, no. Russo. Tedesco. No, russo. Russo, niente. Formiamo così. Mi chiederò sempre nella vita perché si chiama sale. Che sale dovrebbe essere così. Assaggiamo un pochettino, così. ma che bontà! Ma che bontà! La zucchina no. E allora? La smettete di litigare tutte e due? Quando si mangia? Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Infatti tutti i giorni prima del TG c'è chi la vuole cotta alle 12.30 e alle 19 naturalmente sulla nostra rete Antenna Sicilia. Adesso diamo il benvenuto al professor Alberto Bianchi dell'unità operativa complessa maxillofacciale San Marco di Catania. Dobbiamo fargli i complimenti, è lui il chirurgo che ha permesso a questa ragazza di 16 anni finalmente di poter sorridere, parlare, mangiare cibi solidi, tutto quello che non aveva potuto fare, poverina, per tutti questi anni, grazie a un intervento realizzato dall'equipe del professor Bianchi. Davvero complimenti professore. Che tipo di malattia è questa? Sindrome direste voi? È una sindrome in quanto presenta più caratteri e è una sindrome congenita, rarissima. Si chiama sindrome di Nager e è legata al fatto che durante lo sviluppo embrionale alcune componenti dello scheletro facciale non si sviluppano correttamente o non si sviluppano.
In questo caso c'era la mancanza dello zigomo e la completa fusione delle ossa dell'articolazione tra la mandibola e il cranio. E questa fusione impedisce Ogni movimento. Questa patologia, che può interessare anche altre articolazioni del corpo, si chiama anchilosi, e l'anchilosi è uno dei segni di questa sindrome. Ecco, per arrivare all'intervento ci vuole quindi una preparazione piuttosto lunga. Beh, la bimba, che peraltro è una bimba catanese e che fu salvata da un bravissimo anestesista catanese alla nascita, perché ovviamente la bambina, non potendo muovere la mandibola, non potendo aprire la bocca, fu intubata, come si dice, alla cieca, e quindi un bravissimo anestesista è quello, in realtà è il primo medico che l'ha salvata. Poi la bimba fu tracheostomizzata per poter permettere il respiro. L'alimentazione anche, no? L'alimentazione è tutta liquida. Tutta liquida. Quindi lei per 16 anni il respiro attraverso la tracheostomia, poi quando aveva la bimba 2 anni venne a Bologna, dove io allora lavoravo. Io mi sono sempre interessato di chirurgia maxillofacciale, specificamente delle malformazioni pediatriche, e ho iniziato un lungo percorso prima per fare crescere questa mandibola, perché ovviamente non muovendola non si sviluppa l'organo, quindi aveva una mandibola piccolissima, e tramite delle tecniche e vari interventi effettuati a Bologna la mandibola l'abbiamo fatta crescere, però ovviamente rimaneva bloccata e quindi non era possibile la masticazione. Abbiamo capito, siete riusciti comunque a farla sviluppare, sì, malgrado rimanesse bloccata, chiusa. Esattamente, la bocca completamente chiusa, dopodiché siamo rimasti in attesa che un po' crescesse e abbiamo deciso di fare un intervento estremamente innovativo, che è la sostituzione delle articolazioni temporomandibolari con delle protesi. Questo è possibile perché oggi lo sviluppo tecnologico dà la possibilità, tramite lo studio con dei bioingegneri, di costruire le articolazioni in modo personalizzato. Caspita, è una cosa estremamente affascinante. Ma sono delle protesi permanenti? Sono protesi permanenti, infatti diciamo così, anche unicità è il fatto che è l'età, perché abbiamo costruito protesi che possano prevedere ancora un po' la crescita. Questo è il primo intervento di questo genere in Sicilia? È il primo intervento in età, diciamo, pediatrico-adolescenziale, e per fare questo abbiamo coinvolto, e questa è un'altra cosa a mio parere molto bella di questa storia, chi oggi in Italia è il più esperto, che è il professor Massimo Robioni, che è il direttore di Udine, carissimo amico, siamo cresciuti assieme. Qualche anno, 3-4 anni fa, ha fatto vedere la prima esperienza internazionale con queste protesi pediatriche. Io l'ho invitato e ho detto: ho la bimba adatta, e sono scesi lui e il suo prof associato, il professor Sembronio, e assieme abbiamo fatto con la mia equipe questo intervento estremamente affascinante. Meraviglioso, davvero. Come sta la bimba, professore? La bimba sta bene, apre finalmente la bocca, ha cominciato gradualmente a masticare, ovviamente inizia un percorso di riabilitazione perché la muscolatura per tanti anni è rimasta bloccata e quindi si era atrofizzata. Comincerà le cure ortodontiche, poi miglioreremo anche il linguaggio, perché la bimba, tra le altre, la signorina a questo punto, tra le altre cose, anche la palatoschisi, il palato aperto, la palatoschisi, che ovviamente non poteva essere operato finché la bocca era bloccata. Quindi nei prossimi mesi faremo anche questo intervento. E devo dire che per me è stata una grande soddisfazione, perché diciamo, l'ospedale San Marco, il Policlinico, l'università sono stati tutti molto vicini a questo percorso di crescita della mia unità operativa. Immagino la gioia della ragazzina. La ragazzina è felicissima, una famiglia catanese estremamente bella anche come famiglia, che l'ha sempre accompagnato, e quindi è stato, io credo, una bella cosa di squadra, oltre che anche un po' di orgoglio siciliano, perché questo è veramente un bellissimo intervento che si fa soltanto quando hai un'equipe, anestesisti, rianimatori, personale infermieristico, personale di reparto, e ovviamente chi anche poi ha supportato economicamente in un periodo, come avete citato poco fa, di grandi crisi economiche, perché questi sono interventi che comporta che le direzioni, da buoni padri di famiglia, decidono dove mettere le risorse, e qui devo dire la direzione ha accompagnato assolutamente, sì, perché l'alta tecnologia prevede dei costi ovviamente elevati.
però io credo che se gestita bene la sanità possa trovare un buon equilibrio. Beh, questo non c'è dubbio, professore, ma prepararsi a arrivare a questo tipo di intervento lo si deve a che cosa? Studi internazionali? Per fare chirurgia pediatrica così avanzata ovviamente bisogna studiare tanto tempo, perché è una specialità nella specialità. Lo studio delle malformazioni pediatriche, così come dell'oncologia, così come dell'alta traumatologia, ormai prevede standard molto elevati. Io devo dire, io chiamo ragazzi, ma sono i miei dirigenti medici, sono tutti estremamente appassionati, persone, fra l'altro 5 su 6 sono siciliani. Siete in? Io più 6. E più ci sono tutti gli specializzandi, perché la mia unità operativa fa parte della rete, diciamo, formativa della specializzazione che oggi è a Messina, specializzazione in chirurgia maxillofacciale, diretta dal professor De Ponte, e noi assieme ci scambiamo gli specializzandi, e devo dire che questo è un gruppo estremamente efficace. È fantastico anche la collaborazione fra esperti a livelli così alti come voi. Sì, devo dire è la gratificazione del nostro lavoro, e io credo che oggi si possa stare in Sicilia. Per me è una cosa che da bolognese la sento estremamente forte. Beh, questo fa molto piacere naturalmente sentirglielo dire, professore, soprattutto in un giorno in cui siamo, glielo confessiamo, un po' mosci, perché abbiamo letto di questo buco nella sanità pubblica siciliana, ma quasi 250 milioni. È un problema nazionale, se la sanità non viene finanziata in modo proporzionale, questo è ovvio, poi anche lì dipende dove si mettono i soldi. Certo. Professore, torniamo alle vicende, diciamo così, umane che ci interessano tanto. Ci permetta delle domande un po' banali, assolutamente. Ma adesso la ragazzina, non so, parla, mangia? Allora, la ragazzina mangia, è una ragazzina meravigliosa, io come dico è sempre veramente, i miei bambini sono campioni. I miei bambini sono campioni. Sì, perché sono bambini che conoscono la realtà, che non è la realtà edulcorata di tutti i social, peraltro utile, non sono un contro social, poi voi ne parlerete tra pochissimo, credo. Però bambini che conoscono l'impatto della diversità e quindi dei percorsi nella loro crescita. La ragazzina è spettacolare, una ragazzina liceale, adesso masticherà, non ha più ovviamente la tracheostomia, quindi respira ampiamente per bocca e per le vie respiratorie. Ovviamente ci saranno altri interventi nostri, fisioterapici, dentali, per migliorare anche la funzione e anche la morfologia, perché no? Perché poi il come appariamo nel volto è anche la nostra identità. E poi spero nelle prossime settimane di migliorare anche il linguaggio per questi interventi a livello palatino. Una serie di miracoli successivi per questa ragazza. Questi ragazzini sono così. Lei è proprio un epifenomeno, ma devo dire che al San Marco abbiamo il centro di riferimento siciliano per le malformazioni pediatriche, e se un giorno passate ne vedete tanti di questi bambini che affrontano la loro patologia, che spesso è congenita, perché alcune sono forme genetiche, e con grande coraggio. Il problema, io credo, è riuscire a creare una squadra che accompagni i pazienti. Non è l'uomo da solo che risolve i problemi, è il team. E lì ci sono... Sì, noi abbiamo tutte queste specialità, al San Marco è uno dei miei obiettivi da quando sono venuto qua nel 2018, è creare il testacollo. E il testacollo di tutti gli specialisti, c'è un'ottima neurochirurgia, un ottimo otorino, ovviamente rianimatori e quant'altro, e assieme un'odontoiatria molto forte con cui siamo in rapporto con la clinica odontoiatrica, perché il Rodolico e il San Marco facciamo parte della stessa azienda, e bisogna lavorare in questi termini. Oggi l'efficacia, io credo, in tutta la sanità sia il lavoro di squadra. Il giocatore da solo sì, è utile, ma la squadra. È la squadra che fa la differenza. Beh, è fantastico sentirlo dire, prima di tutto per la bambina, perché ci sono poi casi simili, ce ne sono diversi, più di uno. In questo caso è estremamente raro, perché in letteratura scientifica sono citati una centinaia di casi, però per esempio io ne seguo 3, quindi non è impossibile. Sì. E poi ci sono tanti altri bambini a cui applicare le stesse tecniche o altre patologie, perché l'anchilosi, per esempio, tornando a queste protesi CAD-CAM, è anche figlia di infezioni, figlia di traumi, e quindi è una tecnologia che si può applicare anche
ad altri bracci della chirurgia maxillofacciale. Per quello che ci auguriamo, naturalmente siamo certi che avverrà con lei e i suoi collaboratori, professore, ed è anche bello, devo dire, sentire un po' di orgoglio siciliano, Sì, orgoglio io sono catanese fortemente per il San Marco di Catania, sì. È un centro l'unità d'eccellenza. complessa maxillofacciale. Ancora complimenti, Grazie. porti i nostri auguri alla Senz'altro, bimba. la vedrò naturalmente. domani ai primi controlli, quindi riferisco. Me lo dica per Grazie favore. a voi Grazie, per grazie a la lei. collaborazione. Grazie Buona professore. giornata. Professor Bianchi, professor Alberto Bianchi, unità operativa complessa maxillofacciale del San Marco di Catania. Complimenti ancora. Facciamo una breve pausa, poi tra poco parleremo appunto dei social a cui faceva cenno il professore. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia. Vi leggo una storia. Questa è la storia di questa Mary, che è una storia bellissima raccontata attraverso i filmati nei suoi social, però poi ha un esito purtroppo doloroso, che è disordine nell'alimentazione, probabilmente un'anoressia o qualcosa di simile. Diamo il benvenuto al professor Davide Bennato, docente di sociologia dei media digitali all'Università di Catania. Siamo qui per parlare della dipendenza, soprattutto dei più giovani, dai social, ma in particolare direi, professore, per quanto riguarda l'aspetto fisico. Si diventa poi dipendenti da quelli per tanti altri motivi forse, ma questo qua è il principale, vero? Allora, diciamo che per il tipo di studi che sono stati fatti su questo tipo di argomento, comunque le tecnologie digitali ancora sono un'opportunità prima che ancora che un pericolo, però ovviamente hanno innescato delle strategie di utilizzo, soprattutto dei modelli culturali, che se non negoziati con i genitori, con la famiglia e con la scuola, rischiano di diventare piuttosto preminenti. Uno di questi problemi è l'alterata percezione del proprio corpo dovuta alle foto che circolano negli spazi digitali, siano esse modificate tramite le app che lo fanno di default. I filtri. Bravissimo, i filtri, questi filtri che vengono essere fatti, oppure vengono anche proprio modificate con delle app specifiche per fare sembrare il proprio corpo in maniera piuttosto diversa. E online c'è tutta una campagna fatta anche da diversi influencer internazionali per far capire che quello che si vede nelle foto non è sempre la realtà, anzi vengono fatti anche proprio dei giochi per cercare di far capire come queste cose non sono, per capire come c'è questa differenza. Tuttavia, come dire, l'effetto negativo c'è lo stesso. Certo, l'effetto negativo c'è lo stesso perché, come spesso capita, queste tecnologie risuonano il contesto culturale in cui si collocano, che è un modo, diciamo così, un po' articolato per dire che se c'è una famiglia che ha un tipo di attenzione esagerata e anche sovradimensionata nei confronti del corpo, ci possono essere anche delle percezioni alterate da parte dei ragazzi, quindi non è mai una dimensione neutrale, non è mai solo l'oggetto in sé, ma l'oggetto in sé, l'utilizzo che si fa dell'oggetto e della tecnologia in questo caso, si porta appresso fondamentalmente un certo tipo di atmosfera culturale in cui si è immersi. È il contesto dove uno sta. E quindi quindi riguarda anche le famiglie, ma lasciamo stare per un momento questo. Che effetti si possono avere? Allora, la cosa più classica in assoluto è una percezione, come si vedeva anche nel filmato, che è una pubblicità internazionale, è la percezione, diciamo così, del proprio corpo come non adatto. Solo che questa categoria di non adatto può essere declinata in maniera molto diversa: troppo magro, troppo grasso, troppo alto, troppo basso, il naso troppo grosso, le orecchie troppo a sventra, cioè sono tutta una categoria, diciamo così, di modelli estetici, spesso anche molto, diciamo così, assolutamente arbitrari, nel senso che in realtà non esistono nei social, ma chi lo decide? Esatto, non lo decide, esatto. Se uno è troppo. Ma infatti negli ultimi tempi c'è soprattutto nei preadolescenti e negli adolescenti, c'è una sensibilità nei confronti diciamo così, della diversità. Quindi c'è anche un'accettazione maggiore di corpi non conformi a un determinato standard, anche molto nella formale. moda si sta cercando di questa sfatare questa specie di... Però l'effetto principale è questo, entriamo in un campo anche, come dire, medico-psicologico, riguarda le malattie, le disfunzioni dell'alimentazione, è vero, professore? Sì, questo è vero, perché di solito in alcuni contesti è il modo più facile per manipolare il proprio corpo, in altri contesti per esempio si usa molto la palestra, in altri contesti culturali, però ovviamente di solito nei confronti dei soggetti femminili e non solo dei soggetti femminili, comunque la dimensione delle malattie legate ai disturbi alimentari è predominante. Non c'è ben chiaro, diciamo così, non si è ancora ben compreso quale sia il ruolo specifico delle piattaforme digitali.
digitali, perché ovviamente i messaggi che arrivano sono molto diversi e molto diversificati, però il fatto che siano aumentati ovviamente è sotto gli occhi di tutti. E succede anche ai maschi, è vero? Diceva. Sì, non c'è più questa distinzione di genere fra... una volta banalmente non si diceva che l'anoressia era una questione per ragazzi, invece adesso non è assolutamente così, nel senso che anche ci sono casi di ragazzi che sono coinvolti in questo tipo di, diciamo così, disforia di proprio corpo, cioè hanno una percezione alterata del proprio corpo. Ma qui leggo addirittura statistiche impressionanti, si stima che la salute mentale di un giovane su 2 sia a rischio proprio per questi processi, diciamo, non controllati, soprattutto dalla famiglia. Allora, le devo dire la verità. Quando leggo questi comunicati stampa, questi fatti da grandi comunque associazioni di ricerca di psichiatria, io di solito faccio il ragionamento del punto di vista di chi ovviamente si concentra sugli aspetti negativi, nel senso è come se io andassi a fare la patente concentrandomi solo unicamente sugli incidenti stradali, e io ovviamente se mi dovessero insegnare a guidare la macchina facendo vedere prima tutti gli incidenti stradali non sarei tranquillo nel prendere la patente. Tutt'altro. Quindi questo qua, diciamo così, è un punto di vista molto specifico. Il problema c'è, non lo stiamo negando, il problema esiste. Però bisogna stare molto attenti a non sovradimensionare anche aspetti che magari possono essere rubricati come comportamenti psicologicamente alterati, quando in realtà sono semplicemente adattamenti ad un contesto che sta diventando sempre più ricco di stimoli e sempre più ricco di tecnologie. Bisognerebbe, come dire, curare e introdurre altri, come dire, contributi all'autostima, che l'autostima non è l'identificazione del proprio corpo, forse. Sì, no. Allora, questa è una cosa secondo me fondamentale, nel senso che far capire ai ragazzi, qua non sto più parlando come docente, ma sto parlando come genitore. Ci capiamo. Caspita. Bisogna far capire ai ragazzi che il mondo che loro vedono nei social è un mondo fondamentalmente fittizio, perché si fa la foto al momento giusto, si utilizzano le app di modifica, eccetera, eccetera. Sapere che comunque la propria identità è un'identità che ha un valore di per sé stessa, anche in un'ottica più ampia, deve essere considerato il valore principale. E se si educa in questa direzione, la capacità di pressione che hanno i social o comunque anche gli amici attraverso i social è molto molto più contenuta. E le campagne possono servire come quella Il costo della bellezza con Aurora Ramazzotti? Queste campagne aiutano a sensibilizzare, cioè nel senso fanno capire che c'è questo problema e non bisogna sottovalutarlo. E poi, come tutte le campagne, ha bisogno di essere calato in uno specifico contesto familiare o culturale. Certo. L'età di solito in cui questo è più acuta, questa manifestazione, tra 11 e 17, vero? È perché è la fase in cui si comincia a costruire la propria identità, cioè quando si comincia la preadolescenza e l'adolescenza, cioè quando ancora non si sa bene chi si è e si cercano dei modelli a cui fare riferimento. Se i modelli sono sani, l'educazione fa tutto il resto. Se i modelli non sono sani, ovviamente ci possono essere dei problemi. Quindi sicuramente la fascia dedicata per tenere, non dico sotto controllo, ma sotto sorveglianza alcuni tipi di comportamenti da questo punto di vista, secondo me è la cosa da bene. E quindi, professore, lei che cosa suggerisce? Di come dire, controllare l'uso dei social in famiglia, limitarlo del tutto? Allora, sicuramente bisogna avere un rapporto sano con le tecnologie digitali, quindi non lasciare i ragazzi e le ragazze da soli davanti a queste tecnologie, cioè utilizzarli anche come strumento di dialogo, di confronto, perché comunque anche i genitori possono imparare qualcosa di interessante. Come no, si possono fare delle ricerche interessantissime per imparare un po' di cose. Soprattutto fare i selfie in maniera particolare. Ricordarsi delle cose, esatto, che avevi dimenticato, che avevi lasciato alla scuola. Quindi secondo me non utilizzarlo come uno strumento di separazione, come la porta della stanza chiusa che non puoi più entrare, ma diventarlo come un oggetto transizionale, cioè lo usiamo per parlare, per confrontarci, però per restare il padre, la madre, i genitori e i figli. Ecco, questo loro lo consentono. Le nuove generazioni, diciamo, che hanno cominciato a cambiare l'atteggiamento nei confronti dei genitori, quindi il genitore amico non funziona mai, però il fatto che si possano utilizzare invece i genitori interlocutori che non hanno tutte le risposte ma provano a negoziare la tecnologia con i ragazzi, questa invece è una strategia che funziona. A che età si può cominciare a essere un po' più tranquilli nell'uso della tecnologia digitale, social? Se lei mi permette di fare una battuta, la risposta è mai, perché io sono in gruppi Facebook di miei coetanei dove mi pento di essere centrato. Volendo fare invece un discorso un po' più ampio, secondo me già quando siamo nell'ambito dei 18-20 anni l'identità ha già una sua fisionomia e già il modello culturale
si è interiorizzato. Belli grandi, professore, belli grandi, 18. Sì, no, prima non sono, secondo me bisogna mantenere un minimo, non dico di monitoraggio, ecco, cioè utilizzarlo come uno strumento di confronto. Questo coinvolge la scuola a questo punto. Coinvolge la scuola assolutamente, cioè la scuola, ci sono scuole che stanno lavorando in questa direzione. C'è un grande dibattito su questo, è inutile di nasconderci. Ecco, lei, la sua opinione qual è su Dunque, questo? la mia opinione è che non bisogna utilizzare il cellulare come se fosse la nemesi di qualunque comportamento educativo. Se è integrato in un processo educativo, il cellulare può essere una grandissima risorsa per produrre contenuti, per produrre relazioni, per fare ricerche, come prima si diceva. L'importante è non lasciarlo solo alle fasi di intrattenimento, perché ovviamente un ragazzo quando ha questa roba in mano non ci pensa a fare delle cose che siano molto più serie di una ricerca su ci sono psicologi come Crepè che dicono che bisognerebbe insegnare certe volte a noi genitori a fare i genitori. Per esempio, io vedo ogni tanto che quando qualcuno frigna i genitori gli danno il cellulare. Questo credo che sia veramente la nemesi di qualunque tipo di rapporto genitoriale, nel senso che è la sconfitta proprio, cioè stai abdicando al tuo ruolo di genitore dandolo ad un artefatto. Ovviamente non sto dicendo che non si possa fare, però utilizzarlo come un ciucciotto, mi passi la metafora, cioè come l'unico modo per silenziare un figlio, soprattutto quando sono in tenerissima età, non è il modo migliore per avvicinare un modo sano di utilizzo di questi strumenti. Certo, è molto importante che lei lo sottolinei, professore, ma naturalmente poi tocca a ognuno di noi assumersi la responsabilità di quello che fa. Grazie al professore per essere stato con noi. Davide Bennato, che insegna sociologia dei media digitali. Si dice media o media? Come dite? Io preferisco la versione latina, media. Allora, lei media digitali all'Università di Catania. Grazie ancora, facciamo una breve pausa, poi parleremo del successo del Bellini Context. State con noi, buongiorno Sicilia. Siamo in studio a Buongiorno Sicilia con Vincenzo Montanelli, General Manager del Bellini Context, per celebrare il successo di questa bellissima manifestazione cominciata poco meno di un mese fa, l'8 settembre, e che sta per concludersi con grandi risultati, è vero? È un bilancio molto positivo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Un bilancio più che positivo, devo dirle anche ben oltre le nostre più rosee aspettative. Noi abbiamo fatto tutto affinché si realizzassero questi sogni. Per noi era un sogno poter avere i teatri pieni e poter avere la partecipazione del pubblico, che non è sempre lo stesso, è un pubblico diverso, è un pubblico sicuramente non abituato ad andare in teatro, l'abbiamo visto anche in molte partecipazioni, molti turisti, abbiamo avuto l'opportunità di vedere molti turisti che comunque si sono documentati attraverso le comunicazioni che noi abbiamo attivato. Ci siamo attivati tanto con le comunicazioni social, con una comunicazione che corre più veloce rispetto al cartaceo, una comunicazione più esaustiva, più diretta. Ormai siamo tutti con uno smartphone, con un cellulare in mano, è più facile raccogliere le informazioni. E poi non soltanto a Catania, perché poi... Noi abbiamo fatto quest'anno, ci si è aperti veramente tanto, le tre istituzioni musicali più importanti della Sicilia, come Catania, Messina e Palermo, sono messi insieme per la prima volta. Questo Bellini International Context ha messo insieme le più importanti orchestre di questa città, come il Teatro Vincenzo Bellini di Catania, il Teatro Massimo di Catania, il Vittorio Emanuele di Messina, l'Orchestra Sinfonica Siciliana e il Teatro Massimo di Palermo. Quindi abbiamo messo insieme queste tre realtà importanti, ma non sono soltanto importanti dal punto di vista musicale, ma sono anche strategiche dal punto di vista economico, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista questi scambi culturali che per la prima volta si sono avvicendati in questo Bellini Context. Può essere anche un motivo di un biglietto da visita per il prossimo futuro e mettere insieme, chissà, qualche altra occasione, quale altre possibilità. Un modello di utilizzazione, come dire, al massimo. Credo, dottor Cucuzza, che sia un modello da esportare. È un termine che uso perché l'ho visto proprio sulle mie spalle, insomma, in questo periodo. Sì, ma davvero. E tra l'altro non è finito, lo dico per coloro i quali ancora si fossero perse le ultime cose. Abbiamo ancora venerdì a San Giorgio di Catania un omaggio dei compositori, e poi un Bellini s'il vous plaît domani alle 18 per chi può al Teatro San Giorgio ancora, e c'è un ricerca, comunicazione, disseminazione, gran finale venerdì 6 alle 21, omaggio a Cigno Catanese diretto da Elisabetta Masco. Quindi grandi cose ancora ci aspettano. Grandi cose. Guardi, devo dirle che insieme a questo
abbiamo anche l'Università di Catania, che è stato partner di questo, attore di questo Bellini International Contest, che abbiamo registrato quasi 33 appuntamenti dall'8 settembre al 6 ottobre, come lei riportava correttamente, e che abbiamo visto anche l'Arcidiocesi di Catania, anche protagonista. In questo abbiamo fatto anche un concerto al Duomo di Catania con Bellini e Pacini. Siamo stati presenti al Palazzo Platamone, al Palazzo della Cultura, Platamone, siamo stati presenti a Castellursino, abbiamo fatto anche degli appuntamenti là, abbiamo fatto appuntamenti con i ragazzi di Librino, quindi abbiamo radunato veramente non soltanto la musica classica per gli appassionati e per gli intenditori, ma siamo stati veramente graziati da questa opportunità di mettere insieme queste realtà musicali a 360 gradi. Non abbiamo visto soltanto l'elite che va in teatro, abbiamo visto anche chi non è abituale a frequentare i teatri per questo tipo di musica, e per noi è stato un vanto. Anche più giovani, esce dal contesto di quelli che chiamano il bel canto, hanno una certa età, è vero? Sì, no? è vero, devo dirle con molta serenità che personalmente io sono colui che cura sempre quasi sempre il cerimoniale, quindi io ho il piacere e l'onore di accogliere il pubblico di qualunque età, di qualunque ceto sociale, e devo dirle che mi è capitato, così come al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, ma anche al Teatro Vincenzo Bellini di Catania, a Castellursino, di trovare molti giovani, molti anche stranieri, e spesso devo dirle che mi è capitato di far loro attenzione all'abbigliamento. E devo dire che mi è capitato al Teatro Vittorio, cosa particolare. E in che senso, scusi? Al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, quando è stata la norma, no? Capire bene che è un momento in cui si va in teatro, è un momento anche di usare un tipo di abbigliamento perché è consono, no? Non stai andando al circo. Allora un gruppo di ragazzi inglesi sono arrivati col pantaloncino corto, con la scarpetta tennis senza le calze, e allora mi hanno guardato e ho detto "It's possible", ho detto "I'm on, please". Ho parlato con il sovrintendente, col commissario, ho detto "Orazio, ma secondo te sono Vincenzo così, no?" Ho detto "Don't is possible, no shorts". Allora mi ha detto "Ma se non andiamo in albergo ci andiamo a cambiare e torniamo". Guardi, Li ha costretti a cambiare l'abito? Sì, ma poi sono arrivati hanno capito, allora sono tornati indietro, 10 minuti dopo li ho visti arrivare, con il pantalone lungo, la scarpetta sistemata, una camicia sistemata, cioè era consono all'ambiente, e guardi, sono stati quasi 3 ore e sono usciti proprio alla fine, e quindi Bello. è stato, ho parlato con Orazio, ho detto "Guarda che si sono andati a cambiare, ragazzi", quindi è successo più volte anche per esempio a San Giorgio ci è capitato di vedere tanti turisti, che il turista di per sé viaggia un po' più comodo perché cammina tanto, cammina a piedi, capita a tutti noi, no? Di andare a È camminare. un'opportunità come le altre, diceva andiamo a vedere, poi però... Andiamo a vedere, però poi devi anche adeguarti a un sistema, cioè voglio dire, non stai andando al circo, allora noi abbiamo tanto grande onore di presentare questi eventi, questi grandi appuntamenti che ha aperto a tutto il pubblico. Il fatto di essere a titolo gratuito ha dato la possibilità a tutti di potervi accedere senza il pagamento di un biglietto, perché l'idea dell'assessore regionale al turismo Elvira Amati è proprio quello, cioè voglio dire, di aprire i teatri e di aprirsi alla città, cioè è il teatro che va in città, non è al contrario. Bene, facciamo ancora i complimenti a Vincenzo Montanelli, naturalmente a tutta la squadra, eccezionale, a partire dalla direttrice artistica Gianna Fratta, e ricordo ancora domani al San Giorgio e poi venerdì alle 21 ancora al San Giorgio con l'omaggio al Cigno Catanese, il Bellini Context. State con noi, facciamo una breve pausa, c'è una pillola di almanacco, poi ci sarà ancora un altro argomento. Grazie e complimenti. Grazie a voi, grazie, buona giornata. In questo esatto istante ognuno di noi sta guardando il proprio naso. Il nostro cervello però, sapendo che è sempre nello stesso posto e che è sempre uguale a se stesso, sceglie di ignorarlo, così a noi sembra di non vederlo. Oggi parliamo di un'espressione molto comune, cost an arm and a leg, che letteralmente vuol dire costare un braccio e una gamba. L'origine risale al secondo conflitto mondiale, quando molti soldati persero braccia e gambe e appunto per loro il prezzo della guerra era letteralmente un braccio e una gamba. Da qui l'espressione è passata nell'uso comune per indicare un costo sproporzionato rispetto al valore, estremamente costoso, quasi come se dovessimo pagare con una parte del nostro corpo. In italiano diremmo costa un occhio della testa, però non preoccupatevi, qui vi sveleremo tante altre curiosità senza dover pagare un prezzo così alto.
Eccoci pronti per conoscere la storia di un personaggio che non passerà certo inosservato. Gian Gastone de' Medici, l'ultimo erede della dinastia dei Medici e Granduca di Toscana. Non pensate che la sua vita sia stata monotona e prima di sorprese, No, quest'uomo dalla personalità contraddittoria ha compiuto gesta epiche come abolire la pena di morte e ridurre le tasse per i ceti più poveri. Ma il suo animo sensibile e malinconico lo ha portato spesso a cadere in depressione, al gioco d'azzardo e all'alcolismo. E la sua vita privata? Beh, un mondo a parte. Gian Gastone viveva la sua omosessualità in modo aperto, partecipando a orge e giochi erotici organizzati dal suo fedele servitore, Giuliano Dami. Insomma, una figura complessa che ha saputo unire l'illuminismo del suo tempo a una vita privata fuori dagli schemi. Ci salutiamo con la frase del giorno. Un vero viaggio non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi. E noi gli occhi ce li rifacciamo adesso con la rassegna stampa di Angelo, vero? Guardiamo sì, un po' i giornali. leggiamo brevemente dalle pagine interne di Repubblica una presa di posizione del Papa. Il Papa ai conservatori, leggiamo, va data la comunione ai divorziati risposati. Queste è un po' sono una le parole. novità, mi sembra. Alla vigilia del Sinodo il messaggio di Bergoglio ai cardinali dei Dubbia. Quindi, diciamo, ha messo i puntini sulle i il Papa. Poi ancora, questa è una notizia curiosa, perché è capitato non in Sicilia, attenzione, sposi in fuga senza pagare. Anche le nozze erano finite, la coppia non ha saldato il pranzo del matrimonio. Dove è successo? È successo a Ferentino. Questo è hai successo. capito? Non ci sono le pubblicazioni in comune, quei dubbi sul prete venuto dalla Germania. Insomma, forse addirittura un matrimonio, diciamo... Vabbè, facciamo un altro perché non riusciamo a mandarle in onda, uno solo e poi vediamo dopo. un attimo perché in questo momento non sono in grado di... Allora, Marco, ci sei? Marco Amato con l'oroscopo. So che oggi dobbiamo parlare di un personaggio che sta soffrendo. Eccolo qua. Ciao Marco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ecco, allora di chi parliamo oggi? Allora, i riflettori delle stelle oggi sono puntati su una persona che sta poco bene, ma che mi ha molto incuriosito per la complessità e la poliedricità che è. Parliamo di Fedez. Ecco, Fedez della premiata ditta Ferragnez, il marito di Chiara Ferragni, è un rapper italiano, è anche opinionista e conduttore TV. Ecco, purtroppo le vicissitudini dell'ultimo periodo lo hanno portato a delle ulcerazioni che hanno dovuto constare di ben 2 interventi ed adesso c'è un po' di suspense per le sue condizioni di salute, ma tutta una serie di presagi sembrano predire che dovrebbe andare bene. Ecco, l'ho preso in esame perché Fedez è della Bilancia. In Bilancia per adesso transita Marte. Marte, oltre che essere pianeta della guerra, della muscolatura e del fisico, dell'azione maschile pratica, è anche il pianeta che può generare questi piccoli incidenti. Ecco, vedete, il luogo sia natale nell'oroscopo in cui possediamo Marte, sia il luogo rotante, ovvero il transito attuale dove noi abbiamo Marte, è sempre il luogo zodiacale che ci dà difficoltà. Ecco, la Bilancia è un segno di Venere, quindi Marte non è particolarmente congeniale per quanto sia complementare al segno della Bilancia, ma non è assolutamente il toccasana che si vuole. Cosa crea nello zodiaco allora? Essendo pianeta dell'Ariete, in Bilancia perde molto potere e chiaramente sono gli Ariete prima di tutto a farne le spese, ma anche Toro e Scorpione sono un po' in difficoltà da questa posizione di Marte per tutta una serie di motivi che riguardano, nel caso del Toro, l'economia, nel caso dello Scorpione proprio la passionalità e le relazioni. Essendo in Bilancia anche Cancro e Capricorno
che sono in regime di quadratura, hanno anche delle difficoltà con questo segno zodiacale, con questo transito in questo segno zodiacale, per cui potranno avere delle difficoltà lavorative i Capricorno, un po' più familiari e di organizzazione pratico-sentimentale i Cancro. Marte è comunque un pianeta dalla forza attiva, mentre risulta particolarmente congeniale in questa posizione il Leone e in Sagittario. Questo transito infatti riempie di energia passionale il Leone, che trova finalmente la comunicativa giusta per dialogare nel lavoro in una maniera attiva e per rifare un po' il punto della situazione, mentre il Sagittario è super indaffarato per tentare di concludere qualcosa di veramente importante per la sua vita, proprio perché Marte esige una svolta particolarmente pregnante. A beneficiarne di più sono Acquario e Gemelli, proprio perché il regime di trigono Marte aiuta i Gemelli a essere un po' più valutativi e critici e sicuramente a togliere di mezzo delle difficoltà che avevano, mentre l'Acquario invece si trova supportato di un'ottima energia per avere un serbatoio creativo molto più attivo, molto più dinamico e pratico. Gli affari insomma dell'Acquario in questo momento lo portano a muoversi, ad agire in maniera più complessa ed efficace. I transiti celesti ci aiutano a capire come si muovono i pianeti e in che funzione sono, quindi ribadisco i miei auguri di pronta guarigione al caro Fedez, perché Marte in Bilancia il 12 ottobre passa in Scorpione, quindi è sicuramente un periodo passeggero in cui questa rogna di Marte può averlo messo in difficoltà, ma che non lo lascerà assolutamente illeso, è sicuramente molto più sereno nel vivere una degenza operatoria assolutamente felice e curata. Auguro a tutti un buon Marte e che fondamentalmente non è solo il pianeta della guerra, ma quello dell'azione pratica. Buona giornata a tutti. Grazie Marco, ci uniamo agli auguri a Fedez naturalmente perché si possa rimettere al più presto. Abbiamo ancora qualche quotidiano da sbirciare? Una pillola, guarda, perché la notizia non è felicissima, è arrivata l'influenza, ecco come difendersi, la malattia stagionale è stata individuata in un neonato e anche in un uomo di 76 anni. Avvia la vaccinazione assieme a quella dell'anti-Covid. A novembre è atteso il primo picco. I consigli quali sono? Soltanto il medico decide se prendere l'antibiotico. I pasti leggeri dopo la febbre, attenti se si respira con difficoltà. Queste sono alcune, delle indicazioni. E poi non date ai bambini i farmaci per gli adulti, importantissimo questi consigli. Bene, d'accordo, grazie. E adesso lo sai che il 4 ottobre di un po' di tempo fa, 1582, è stato il Papa Gregorio XIII che ha introdotto il calendario. Il calendario che noi utilizziamo è il calendario gregoriano. In Italia, Polonia, Portogallo e Spagna il 4 ottobre di quell'anno, 1582 appunto, è stato seguito direttamente dal 15 ottobre. Abbiamo saltato 10 giorni, ci siamo messi alla pari e da allora in poi il calendario è questo qua. Oh, benissimo. Adesso andiamo 3 secoli più avanti circa, siamo nel 1883. 4 ottobre partì la prima corsa, lo state vedendo, dell'Orient Express, il celebre treno che collega l'Europa occidentale a quella orientale, ed è entrato nell'immaginario collettivo di tutti grazie all'opera di Agatha Christie. Nel 1927, eccoli qua, sempre il 4 ottobre, vedete che belli questi qua, non so se li avete visti negli stessi, un progetto ambizioso che prende forma, lì lo stanno costruendo ancora, ci sono ancora le gru, ci sono i tramezzi, eccetera. Il governo federale degli Stati Uniti ha finanziato la scultura dei volti di 4 presidenti, che sono rispettivamente Washington, Jefferson, Lincoln e Roosevelt, sul monte Rushmore nel Sud Dakota. Eccolo qua, lì è in costruzione, adesso uno quando ci passa li vede belli fatti. Poi ancora io, 4 ottobre del 1946, nasce Susan Sarandon, grandissima attrice, produttrice anche di successo, che ha raggiunto l'apice della sua fama negli anni 90, tra i suoi film più celebri Thelma e Louise, naturalmente indimenticabile, Amiche e Shall We Dance, balleremo?
1957, 4 ottobre, lo Sputnik, il primo Sputnik, è il primo satellite della storia ad essere lanciato nello spazio dall'Unione Sovietica, portando con sé un carico insolito, non esseri umani ma manichini e persino la povera cagnolina laica destinata ad una tragica fine. Poi, rimanendo sempre nello spazio, il 4 ottobre del 1959, la sonda lunare Luna 3 ci sorprese e ci ha inviato le prime fotografie dell'emisfero nascosto della Luna, una visione che era sempre rimasta invisibile dalla Terra. Eccola qua, la Stiamo faccia vedendo. nascosta della Luna. Sembra una mela, per la verità, non è che è chiarissimo. Vabbè, si scherza. Nel 1964, il 4 ottobre, il Presidente del Consiglio, che era Aldo Moro, ha inaugurato l'autostrada del Sole. Quindi l'autostrada è nata nel 64. In questo modo, per raggiungere Milano da Napoli non si impiegavano più 2 giorni, ma soltanto 8 ore. Milano-Napoli. L'anno successivo, nel 1965, Paolo VI ha fatto una storica visita negli Stati Uniti. È stato il primo Papa, eccolo qua, a recarsi negli States, a tenere un discorso all'Assemblea dell'ONU. È stato accolto da 1 milione di americani, mentre 100 milioni lo hanno seguito in televisione. E arriviamo fino a quasi ai nostri giorni, 4 ottobre del 2006, nacque Wikileaks, un'organizzazione destinata a scuotere i governi. State vedendo il tutto il mondo pubblicando documenti segreti. Wikileaks diventa la primula rossa dell'era dei computer, operando nell'anonimato grazie ad un esercito di volontari. E adesso attenzione, perché il 4 ottobre del 1960 è nato lui. A Genova è nato Francesco Baccini. Alla fine degli anni 80 si affaccia sulla scena musicale come cantautore, vincendo anche il Festival Bar con la celebre Sotto questo sole, insieme a Paolo Belli e i ladri di biciclette. E nel congedarci, dando appuntamento a domani, ve la facciamo riascoltare e vi ricordiamo appunto che ci vediamo domani. Sotto questo sole. Buongiorno Sicilia, a domani. A domani.